Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è lunedì 29 ottobre. Domenica. Ah, è domenica oggi? Vito, sei già nella parte. Vito, Voglio ma ho detto bevuto il caffè. Voglio presentare gli ospiti subito per questo. Allora, oggi è? Domenica. O Oggi come è che dice a domenica. Santo Domingo. Ecco, siamo con le bronze querte, come avete visto. Ma Quindi ragazza di ora che ne tocca fare. No, Che sa già fa bastupiezza e pane. Siamo venuti direttamente dal teatro noi altri, non abbiamo neanche a dormire praticamente. Esatto. Va bene. Allora, con permesso, prima alcune notizie. Insomma, abbiamo fatto l'apertura. E oggi è domenica 29 ottobre, San Petronio. Petrolio? Petronio. Protettore di tutti i benzinari. Secondo ottavo vescovo di Bologna, città della quale è anche il santo patrono, Petronio resse la sua diocesi tra il 431 e il 450. Nato da una nobile famiglia, ricoprì alte cariche civili e pare sia vissuto a lungo in Gallia, dove lavorò nella magistratura civile. In seguito ad una profonda crisi religiosa abbandonò la carriera per servire Dio. Fu ordinato sacerdote dal vescovo di Milano. Un'altra leggenda del XII secolo riporta che Petronio fosse cognato dell'imperatore Teodosio II e che fosse stato nominato vescovo da Celestino I. I bolognesi hanno voluto onorare il santo con una grandiosa basilica a lui dedicata e posta nel cuore della città. Oltre a San Petronio, oggi è San Terenzio e Santa Ermelinda Vergine. Ecco, auguri a tutti quelli che hanno questi nomi strani. San Petronio. Non mi veniva in mente, ma è Santino del San Petronio, questa è una scheda carburanti. Non lo so. Chiusa parentesi. Chiusa parentesi. Allora, vogliamo dare uno sguardo veloce ai giornali quotidiani. E casomai dobbiamo anche parlarne insieme, dobbiamo criticare, Siamo qua apposta. appunto per dare un giudizio e soprattutto anche interloquire con i nostri telespettatori. Quindi, Certo. Interlochiamo, chiamate, telefona pure, che sono qua apposta per dare tutti quanti i consigli Dato che Vito sulla bellezza, dato che Vito che dice Vito che siamo arrivati Vito asserisce giustamente che da un'indagine, da un sondaggio fatto, questa trasmissione in particolarmente a quest'ora ha il massimo indice di ascolto. E allora noi altri che siamo pollice praticamente. noi altri che siamo sicuri che quanto Vito ne dice sacrosanta verità, vogliamo mettervi a prova e verificare, pertanto aspettiamo numerose le vostre telefonate. Vabbè. Vito, allora, Vito, lesevo già sul giornale della tangenziale che si deve fare. Nuova tangenziale del santo. Cioè nuova, sarà 20 anni che ne parla. Cioè, ma perché gli chiama del santo? Perché se un miracolo si fa o cosa? Sì. Che poi dovrebbe risolvere il problema della stanga, Vito. Non so se te. Certo che sei il problema della stanga, no? Ma no, cosa fai? Il setto? Che adesso traffico, tra me non so, gli ascoltatori se mai avuto modo di fare a stanga qualche mattina o anche a sera, a notte. Biri, stanga, biri. Sto semaforo intasatissimo, 2 ore e mezza, 3 ore di coa, ti testerai in coa e te vedi da distante sto semaforo irraggiungibile, mitico, e prima scatta il giallo, dopo scatta il rosso, dopo scatta il verde. Dopo scatta il nero che te lava il vero. Adesso pochi che ha fatto che il nuovo centro commerciale là, che centro commerciale? Giotto. Prima non che era, che voleva 2 ore e mezza. Adesso che è il centro commerciale Giotto, 3 ore e mezza di coa. Sì. Povero Giotto, prima che ha fatto gli affreschi, adesso che ha fatto una cappella. Mi pare una notizia interessante. Sì. Molto. Tanto per aprire in bellezza. Vabbè. Cosa che sei ancora? Ascolta, dice ancora, sai, Mancuso ha i nervi, cioè no, ha in serbo, no i nervi, ha in serbo ha trovato. In serbo. Ma perché è in serbo? Ha in serbo altro come Germania. Parla italiano. Pare un profugo. Contro i giudici di Milano e Palermo Scalfreddini, ha detto l'ex ministro di Grazia e Giustizia Filippo Mancuso, ha in serbo altri veleni, contro il capo dello Stato, contro il Presidente del Consiglio, contro i magistrati di Milano e di Palermo. Non ho letto le 4 pagine mancanti al mio intervento in Parlamento, dice, perché ho avuto la sensazione che la lettura non mi sarebbe stata consentita. Vi si parlava di presunte pressioni di Scalfaro relativa ai fondi SISDE e all'ispezione sulle magistrature. I giudici li definisce appartenenti a quel partito trasversale della sopraffazione e della illegalità.
Filippo detto Pippo. Tutta un'altra scopa, no, perché effettivamente Julga c'è la situazione per il manico, però che scampava di Ascoa, perché dopo il manico probabilmente l'ha trovato altrove. Cosa ho voluto dire? Sto Mancuso, Poiretto, mi sto fatto dei fogli, ma non sono mica sicuro che sia andato così, sto fatto dei fogli. Come che sia? Perché i fogli mi lo sapevo che era molti più di 4, era 45, era praticamente, sì, è un libro bianco. Ma su cosa? Su cosa? Non si sa niente, è ancora avvolto nel mistero, Vabbè. Anziano a Este aggredito in casa e in coma. Qui è una notizia un po' triste. Non mi ha tanto da ridere. È stato picchiato selvaggiamente da chi non si sa. L'uomo, che ha 83 anni, non ha chiesto aiuto. Non preoccuparti, ha detto ad un vicino trovato 2 giorni dopo. Era in condizioni disperate sul pavimento, tutto insanguinato. Fiori, Vito? Non so. Perché adesso ultimamente è quasi un problema questi fiori qua, certo. Perché tu sai i fiori che compra i genitori? Per via di Skei? Non sa, cioè che ha perso quello che è l'attaccamento ai veri valori della famiglia. No, contanti, bot, assegni. No, non sa perdere, dai, non è il caso di dire. No, questo qua no, perché è un caso veramente triste. Non voglio neanche insistere su questo, perché abbiamo detto che dobbiamo fare una trasmissione allegra, Gaia, questa mattina, quindi... Gaia? Che non mi sa che è gay. No, Gaia. Perché hai letto che Ines si sveglia con i gay? Il figlio è frutto di una violenza carnale, anche qua, ma cos'hai Martino questa mattina? Non potevo ucciderlo, ma io non lo crescerò. È una scelta molto sofferta della giovane di Jesolo, che ha partorito il figlio e non l'ha riconosciuto. L'aggressione al ritorno dal dancing. Vito, queste discoteche. Guarda in fianco la notizia, Vito. Craxi attacca tutti. Come? Dov'è? Qui a sinistra. Craxi attacca tutti. Dopo la condanna a 4 anni. No, mi vorrei... Craxi furioso attacca tutti. Io vorrei spezzare una lancia in testa a Craxi. a favore di questo uomo, perché cioè, tutti che gridano addosso a sto Craxi, Vito, sì, va bene, per carità, che avrà fatto anche delle robe che non... Esatto. Però è già stato un uomo importante. Pensa perché effettivamente adesso tutti quanti che da contro, però Corriera ora, tutti quanti qua Crosetta, anzi Crosetta, dicevo che io ho ricoperto, si può dire, a suo tempo, ricoperto tipo Stick, sì, tipo Geato, tutte quante le cariche più importanti della Prima Repubblica. Sta il ministro degli esteri. Ti ricordi che a volte che sta in Israele a mettere d'accordo i palestinesi con gli israeliani? Come non mi ricordo. Ti ricordi? Che ieri sta là, che aveva fatto... l'accordo? Sì, ieri andava con la Troika, tutti quanti... Con la Troika? Con chi? Cioè tutti quanti i ministri messi insieme, chi va e si chiama Troika, giusto Vito? Che Morettina là. Che Morettina? Dai, piccinina. Guarda, non volevo dirlo, guardavo che dicevo, qui là, guarda, magari faccia da fare. No, a Troika è un insieme dei ministri, si mette tutti quanti d'accordo, cioè, fa una bella comitiva e everybody, tutti in body, si andava. E ti ricordi che ieri è tornata in Israele, quando sei tornata in Israele, che aveva... Cioè, come no, le tornate è successo di tutti i colori, mi ricordo arrivare in Italia che aveva tutta quanta la testa infassata. Perché? Tutta la testa. Perché te stai là, la mania della circoncisione, io faccio Sì, che hai capito che era la testa che aveva. No, dai, è importante. Era un uomo di peso e che aveva ricoperto tutte quante. No, ma dici robe giuste, scusa. E cariche più importanti. Presidente del Consiglio. Ministro degli esteri. Ieri inizia per diventare Presidente della Repubblica. E voleva fare il Papa! No, dai. È il Papa, sì! Ma scherzi? Che aveva già scelto il nome. Il nome? Che nome? Papa Pio. Pio come? Pio tutto, Pio. Ma scherzi? Pio tutto. Pio porta via. Ma pensati, guarda, questa roba che non si sa. C'è un comunicato stampa, questo è serio adesso. Serio questo. Non fatemi ridere. La senatrice Maria Elisabetta... Sa il nome che viene. No, dai. Presidente della Commissione Igiene e Sanità al Senato ha vinto il primo round nei confronti del quotidiano La Repubblica.
in merito ad una vignetta apparsa sull'inserto settimanale di venerdì dell'agosto 94. Il direttore Eugenio Scalfari, insieme a 2 suoi collaboratori, è stato rinviato a giudizio dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma a seguito di una querela presentata per diffamazione aggravata. La senatrice Alberti Casellati si è dichiarata soddisfatta di questa decisione, affermando: è giusto che la satira stimoli il rapporto dialettico tra i diversi punti di vista della politica, tuttavia essa non deve mai tradursi in una volgare offesa fino a se stessa della dignità della persona. In questo caso, continua la senatrice Alberti Casellati, l'informazione è passata in secondo piano, veicolando esclusivamente messaggi di oscenità offensivi per la donna, oltre che per il lettore. Mai come in questo periodo si avverte la necessità di riportare il confronto politico sul piano della ragionevolezza, sottraendolo a quello dell'insulto. Quindi stiamo attenti anche con voi a non esagerare. Siamo pienamente d'accordo. No, ma non si può da lì a vedere sta vignetta un attimo? Non ce l'ho perché manca il corpo del reato. O a vignetta o a Caseati. Bella Caseati, sì, bella. C'è anche una bella donna come sì. Comunque fermi là, basta, andiamo avanti perché conosciamo tutta la famiglia. Venezia, Venice, maratona decennale di record, quindi cos'è? Si corre la maratona anche oggi? No, qui non si è vedo, qui là in realtà se Dio correre da cracks magari. Siete tutti disoccupati qui, è un gruppo in cerca di un posto del lavoro. Esatto. Tu sai che adesso, dice che qua nel Veneto, anche recentemente nella nota trasmissione del giovedì del nostro caro amico ormai, come si chiama? Quello del giovedì su Rai 3. Santoro. Santoro. È un santo, no? Santoro è un santo. Quello che tocca io diventa oro. E ora dicevo che lei ha detto che la regione est sta diventando una fucina di lavoro per tutti, anzi che c'è talmente tanto lavoro che non c'è gente in grado di poter far fronte a questa richiesta. Perché io chi chiama e ora detto che Venezia effettivamente a Venezia che sarà una corsa a nuovi posti di lavoro, infatti era qua. Questa qua è la dimostrazione. Stamattina parte il primo che arriva. Anche perché il famoso detto che avevi presenti il 1 milione di posti di lavoro, no? Come quando sei venuto, ti ricordi quando sei venuto Berlusconi? No, io non santo anche io. Quello che doveva fare il miracolo italiano. Chi sei? Quel santo, no? Santo. No, Silvio S. Non era San Berlusconi. Perché io dicevo, se a miracoli, penso mica un miracolo era vivere con 1 milione di pensione. Ecco, comunque, dicevo, io che ho detto quando si arriva, ha fatto un discorso molto chiaro. Circonciso, stringato. Sì. Perché circonciso? In che senso circonciso? Nel senso che non ha fa proprio come le teste da... Allora, praticamente ha detto, problemi di lavoro? Problemi? Zero. Niente. Anzi, si è pronto per 1 milione di lavoratori un posto di lavoro. Uno solo, stati 900.999, può aspettare. Allora facciamo una cosa, adesso vi faccio vedere, abbiamo prima... Ma dove sei telefonate? Aspetta, non abbiamo aperto le linee ancora. No. Perché? Perché vorrei far presentare un attimo il CD che voi avete... cosa mi fai qua? C'è il CD che voi avete inciso e c'è, eccolo, le bronze quarte, questa qua è l'immagine appunto del disco, mi pare, no? Sì, questa qua è la copertina del disco e non poteva altro essere che una termocopertina somma. C'è quel... Fammi sentire quel brano che canghetto. Sì, lo slang di Vito. È un brano che mi ha rubato. Ti hanno rubato? Sì, mi ha rubato. Chi è che ti ha rubato? Mi ha rubato tanti anni fa. Chi è che ti ha rubato? Adesso ti dico. Ascoltiamo un attimo. So
No, ma non bisogna solo di questa, Vito, che se 15 tocchi su sto CD, 15 pezzi, dopo seguiamo. No, sai perché ho voluto far ascoltare questo? Che a me mi è piaciuta, te la ruba. Chi è che ti ha rubato? Perché noi altri, come tanti giovani autori che parte, va a Milan, perché sai che a Milan che è a Mecca della musica, no? I parti, va a Milan con i suoi tocchi, con il suo chitarretta per fargli ascoltare i discografici e musiche, su canzoni. È così che abbiamo fatto anche noi altri, siamo partiti tanti anni fa, circa 15 anni fa era. Sì, forse anche 20 fa, sì. Non fuori, questa cosa è importante. Siamo partiti con la nostra vaisetta de canzoni dei spartiti, con la nostra cassettina, per andare a farlo ascoltare i discografici a Milan. Noi in treno, facendo del più e del meno, seguiamo smentegare i spartiti, il suo scompartimento. E là, durante tutto il viaggio, che era attaccato ai 90, un lillon, se non altro chiamiamo lillon perché sì, era proprio sì, proprio sti capelli lunghi in catramai, il gelo, aveva pieno di gelo, la taipa era su, altro che e gli era un straniero, parlava io e un altro, si chiamava per nome Yogi Bubu, Yagi Bubu, Yogi. E dopo che abbiamo scoperto che gli era un gruppo rock, mega fregata canzone che un successo, si chiamava Roiso e Piere che Rodo Roiso e Piere Rodoanti Ronston, faremo un accendino Ronston, sì. Il mega roba canzone, adesso noi arriviamo su incidere per fare vedere che era nostra, esatto, ho capito. Vabbè, capita, andiamo avanti. Io vorrei farvi vedere un filmato. Adesso abbiamo fatto un'indagine, tu sai che queste spogliareo quando lo fai? Cioè, mi hai detto che no, perché io ho detto che a una certa ora sì, il canale tira, allora per far tirare di più butta sti spogliarei, no? Non è mia, niente? No, tapei. No, io uso il testimone dei tapei, anzi, tapei, cravatta, ciao Giancarlo. Ciao. Anzi, se viene arrivare con una starsetta da tenere con un tappeto. Vedi, cravatina. La preghiera. Perché facciamo preghiera? Perché è la preghiera che io rivolgo a, come si chiama il marocchino che vende i tappeti? Non mi ricordo più. Chi è? Non lo so. È il tuo testimone. Chi è lì? Cristiano. Cristiano. Ti invito a una preghiera, ti invio una preghiera. Ma io musulmano o io cristiano? Sei cristiano. Mandami una preghiera, fammi una carriera, una preghiera. Ascolta, sai che ci sono tantissimi referendum che stanno facendo in questi giorni. I referendum a domenica. Pannella è il re del referendum. E allora abbiamo detto noi che cosa vorrebbe la gente, se dipendesse da lei, che cosa chiederebbe. Sentiamo, abbiamo mandato Enzo Ascani a sentire un pochettino. Vogliamo Enzo Ascani il nostro camera, Enzo Ascani. La volpe. Perché quando che manda in maledizione, zio ti Ascani. Vogliamo vedere un attimo, regia, facciamo vedere che cosa ha risposto la gente alle domande di Enzo Ascani. In questo momento non avrei neanche una minima idea, veramente. Ho un po' di confusione perché ultimamente non lo so. Sinceramente, per quanto riguarda le case, aprire le case al pubblico, lì, quella situazione lì, penso che è importante, esatto, quello di tolleranza. Perché proprio ultimamente parlavo con degli amici miei, c'è una confusione in giro, ecco, anche per il discorso per l'educazione dei bambini, a vedere queste donne per le strade. Ecco. Li farebbe sulle case di tolleranza, ad esempio? Sarei d'accordo su questo, ecco, sarebbe positivo per me. Ecco. E penso che la maggior parte dell'opinione pubblica avrebbe questi motivi, diciamo, proprio per aprire queste. E secondo lei perché non è proposta da Pannella? Ne fa tanti, ma non so se crede oppure non crede a Pannella, perché ne fa tanti, non so quale sarebbe giusto per lui. Veramente. Queste case di tolleranza? Queste case di tolleranza no. E spero che in futuro, diciamo, ci sia qualcosa di positivo per questo. Questo sarebbe uno dei punti, diciamo, da poter veramente discutere molto, ecco. Ecco. Proporre un referendum, quale di questi? Prima cosa di tutto il Comune dovrebbe tenere un po' di conto anche riguardo le esigenze che hanno i cittadini residenti, specialmente essendo come nella zona di Abano, oltretutto che è una zona turistica, dovrebbe cercare, io lavoro nel settore alberghiero, faccio il metro d'albergo e sento le lamentele oltretutto degli ospiti che vengono in Abano e questo dispiace rispetto degli altri zone di cura, Montecatini, Fiuggi, Chianciano, così, dà molto di più verso gli ospiti il Comune. Il Comune, si può dire, in questi ultimi anni ad Abano ha cercato di dare qualcosa come spettacoli, ma sembra ancora molto limitato e molto poco. Se dovesse fare un referendum, su cosa lo farebbe il referendum?
Il referendum, prima cosa, anche sul fattore delle zone di Peppe, queste cose qui, che il comune in questa zona qui di Abano viene un po' trascurato o viene forse privilegiato su certi settori, certe zone, e viene danneggiate certe zone che magari ne risentono molto anche i commercianti, specialmente i commercianti, che vengono chiuse le strade, che c'è un discorso che chi ha... Un piano regolatore a livello provinciale o addirittura comunale? Sì, sarebbe una cosa molto giusta, molto valida, penso, sempre tenendo conto anche questa cosa qua, prima di fare, di chiedere anche l'opinione del cittadino che è presente qua in Abano, che ci abita in Abano. Sono stata una grande pannellista, diciamo così, un tempo, però ultimamente mi sembra che si sia un po' guastato. Comunque se dovessi andare a votare non pannella. Sì, sì. Ma di referendum ne ha fatti tanti e non sempre li ha fatti quelli che il popolo voleva. Se ne dovesse proporre un referendum, quale farebbe? Oh, è un po' difficile. No, io farei una legge un pochettino più giusta per i carcerati. E basta. Adesso... Ecco, come hai fatto? È appena uscita dalla... No, dicevo che... Io sono d'accordo col primo. Guarda, neanche a farlo apposta. Prima parlavi dello spogliarei, sto quasi arriva come il calcio sui macaroni. E cosa che ho detto? Versemo i casini, così risolviamo il problema di alloggi anche. Tutti dei doppiccioni in una fava. Cosa sarebbe a dire, scusa, risolviamo il problema di non le case, e Versemo e case chiuse, Versemo e case chiuse. Giusto. Effettivamente il problema di successo gratuito, successo dilagante, anzi il successo a pagamento, basta, fermo gratis, come gratis, dai, perché c'è massa movimento effettivamente. Sentiamo cos'è questa qua. Questa è un'altra blaga. Crisi. Può essere altro che crisi. Il tema con la situazione che anche loro imitano. Programmavi in cantina col caffè sintetizzato, c'è più gusto nel palato e a telefono mania, tanti scatti porta via, giorno e notte a ciaccoare coi ragazze d'oltremare e a boetta esagerata, tanto sarà pagata. Vito, grazie. Tanta crisi e pochi bisi, Vito. Simpaticissimo. Questa è una canzone, una nostra vecchia canzone che avevo in questo caso riarrangiata e risuonata per il CD. Vabbè, state girando il Veneto, mi pare, per presentare questo CD. Sì, Rodrigo, girare un fiamme dappertutto effettivamente, perché parlando di questa è una tappa molto importante, sta raccolta sto CD antologico e dato che ne siamo fuori anche beh, tra virgolette, vogliamo presentarlo, anzi fresca notizia recente, sarà in distribuzione presso tutti quanti i maggiori negozi, perché in questi giorni che iniziamo il nostro santo protettore, il distributore a cura della marca Records, nuova marca Records. E 4 novembre cosa ci sarà? 4 e 5 novembre, importantissimo, 4 e 5 novembre. Dico a tutti perché tanto qua non è nessuno che ascolta. 4 e 5 novembre, se non sapete cosa fare, noi altri presentiamo un recital e in questo recital presentiamo il nostro CD, tutto il nostro CD, che sarà anche un blog, le battute, ovviamente non solo canzoni, e lo facciamo all'Antoniano, 4 novembre ore 21 Teatro Antoniano e 5 novembre domenica ore 16 sempre Teatro Antoniano per la rassegna della Consiglio, domenica pomeriggio, vieni qua, consiglio. No, non mi può venire perché se no dovessimo a Standicam, è fissa. 5 novembre pomeriggio, riprese televisive. Quasi conto che sia come il Parioli, pertanto venite a Pai perché probabilmente potrete essere immortalati e ciapa là, diventerete, farete parte del nostro video, di una nostra cassetta che noi altri poi distribuiremo. Allora posso venire anch'io? Prima Fiat video, cioè che ha una faccia anche un po' particolare, quindi che... Chi in particolare? Cioè io voglio dire che è un personaggio, no? Ma che lei è professore, io bisogna... Siamo professore, no? E te fa una bella ripetizione?
Di che cosa? Lo so. So che io sono un professore del latino, un filologo. Un filologo. E ora andiamo avanti con queste telefonate che ormai qua se no Come non c'è queste spazio. No. Adesso mestiere a vita. No, facciamo una cosa. Sì. Adesso mandiamo in onda la pubblicità e poi pareva. subito dopo. Che sei quelli dei tapei? No, Sì. tranquillo. La preghiera. La preghiera. Subito dopo, ecco, apriamolo con le telefonate e facciamo anche della satira se vogliamo, parliamo di problemi inerenti alla politica e sentiamo il parere dei nostri amici, sempre per fare una cosa diversa, una cosa allegra. Ecco perché delle bronze querte questa mattina. Sì, smitisemo un attimo. Sfiatiamo. Non troppo, che studio è piccolo. L'ambiente è piccolo, la gente poi mormora. Pubblicità. Mancano pochi giorni al termine della grande liquidazione di tutti i mobili della mostra alla numero 1. Troverete questa camera da letto matrimoniale in noce, completa di questo bellissimo letto in tessuto sfoderabile, costava 5 milioni e 2, oggi 2 milioni e 4, IVA, trasporto e montaggio compresi. Se vi è più comodo pagare a rate, potrete farlo in 10 anni, senza anticipo e senza cambiali, e la prima rata slitta a Pasqua. Numero 1, Statale Romea, a 4 km da Mestre. Serve un prestito? Attenzione! D'ora in avanti lavoratori dipendenti, liberi professionisti, artigiani e commercianti non impazzirete più per ottenere un prestito fino a un massimo di 60 milioni. Una prestigiosa società finanziaria operante nel Triveneto risolverà il vostro problema e risponderà alle vostre richieste in soli 3 giorni. Telefonate subito allo 049 65 12 33. Siamo a vostra disposizione per qualsiasi informazione. Rudiana coniuga l'impossibile. Dal cuore di Bassano, Rudiana crea per te il mobile artigianale rustico e raffinato, garantito da un'azienda leader del settore, con finanziamenti fino a 18 mesi senza interessi. Cogli l'occasione del momento. Da Rudiana in via Capitalvecchio 9 a Bassano. Aperto tutti i giorni, compresa la domenica mattina. Euroshopping cerca 50 persone a cui affidare in zona di residenza un lavoro organizzativo per diffusione catalogo europeo di prodotti di grande consumo e interesse per le famiglie. Attenzione, non è un'attività di vendita, ma solo di coordinamento. Se cerchi lavoro, telefona subito al numero in sovraimpressione. Sono disponibili 50 posti, 49, 48, 47. Vi ricordate la vostra prima cucina? Erano altri tempi, avevamo altre cose per la testa, ma oggi noi siamo cambiati. I tempi sono cambiate le cucine ed è cambiato anche chi le vende. Oggi è importante affidarsi a gente competente, che sappia guidarci verso un acquisto destinato a durare negli anni. Cucine e cucine, veri professionisti che trattano solo cucine. Cucine e cucine, a Padova in via Savelli e a Bagnoli di Sopra. I tempi cambiano, cambiate cucina. Per riscoprire il gusto e i sapori della cucina veneta, ristorante Zaramella, nel cuore di Padova, in Largo Europa. In ogni occasione, una colazione di lavoro, un banchetto, un pranzo, da soli o in compagnia di amici. Un ambiente raffinato, un servizio impeccabile, un ottimo prezzo, la sicurezza di mangiare bene e digerire meglio. Il ristorante Zaramella ha fatto a Padova la storia della cucina. In Largo Europa 10 a Padova. Acquistare da Comfort conviene, perché acquistate direttamente dal produttore. Comfort, salotti e mobili di classe costruiti artigianalmente, su misura, a regola d'arte, in ciliegio, noce e radica. Mobili vecchi, vetrine, credenze, camere, camerette, librerie, salotti in vari tessuti, con sedute indeformabili e schienali in piuma d'oca e fusti in legno massiccio. Acquistare direttamente dal produttore si risparmia realmente. Vi aspettiamo nelle nostre 2 ampie mostre a Belvedere di Tezze e Cittadella. Una cornice accogliente, la compagnia giusta, un servizio impeccabile e sulla tavola un trionfo di cibi. Ristorante Zuan della Bulesca. Le specialità stagionali della cucina veneta e pesce d'acqua dolce per ogni tipo di cerimonia, pranzi di lavoro, fra amici, oppure una cena intima, spendendo molto meno di quello che pensate. Ristorante Zuan della Bulesca, a Rubano, sulla statale Padova-Vicenza.
un capolavoro di grande cucina. Mion Arredamenti, per rinnovo della mostra, svende tutti i mobili con sconti veri, reali fino al 60%. Una occasione unica e irripetibile. Cucine, camere, camerette, salotti, divani, complementi d'arredo delle migliori marche, scontati del 60%. Ma solo per 6 settimane. Non perdete tempo. Prendete al volo la favolosa svendita totale di Mion Arredamenti. Gli sconti arrivano al 60%. Mion Arredamenti, via Marconi 20, a 90 Padovana. Da Giraudo Company trovi tutte le novità moda autunno-inverno, grandi marche, ottimi tessuti, linee moderne a prezzi di qualità. Giraudo Company è abbigliamento sportivo, casual, classico, in tutte le taglie e modelli. Giraudo Company, dal 1962 all'avanguardia nella moda, nella qualità, nel risparmio. A Padova, nel cuore della città, fra Largo Europa e Piazza Insurrezione, in via Martiri della Libertà. Mancano pochi giorni al termine della grande liquidazione di tutti i mobili della mostra alla numero 1. Troverete ad esempio questa cucina in noce nazionale massiccio completa, costava 12.185.000, oggi 7.884.000, IVA, trasporto e montaggio compresi. Se vi è più comodo pagare a rate avrete 10 anni senza anticipo e senza cambiali e la prima rata slitta a Pasqua. Numero 1, Statale Romea, a 4 km da Mestre. Se mi braga de tea, ea, ea, ea. Se mi braga de te, te. Oha, oha. Goia faccio de toha. Oha, oha, oha. Goia faccio de toto. Questo è un paese pieno di sorprese. Da quando che te nasci te fa pagare. Allora, vieni, siete bravissimi. Sì, facciamo quello, siamo bravissimi. Adesso invece apriamo le linee e cerchiamo di parlare anche di problemi inerenti alla politica, con il pubblico, e cerchiamo di parlare di fare dell'ironia, della satira, se vorranno. 049 876 2010, questo è il numero che avete a disposizione. Vedi, perché loro non credono. No, che sempre mamma, Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono Bruno, chiamo da Trieste. Da Trieste? Sì. Ma come sai che a sta ora ci si dà in piedi, Bruno? E sono uno che si sveglia molto presto. Ma come altri? Come altri? Cosa fai da lavoro? Mi sveglio molto presto perché vado a lavorare sempre presto, allora anche la domenica sono sveglio. Ah sì? Abbiamo fatto un spettacolo mitico a Trieste tanti anni fa, il Teatro Politeama. Rossetti, che sei ancora o lo che ha buttato? No, sono ancora. Allora, ma mi sono triestini, però abito là da voi. Come? A Castelfranco. Altro chiamo da Trieste, ma abito a Castelfranco. Altro bel teatro anche a Castelfranco. Sì, è bellissimo teatro. L'Accademia. Allora, un minuto a testa così facciamo parlare tante persone. Dimmi, Bruno. Allora, posso parlare di politica? Come no? Qua siamo apposta. Allora, no? Dicevo, così per stare in allegria, no? Sì. Il nostro Parlamento, no? Gli ultimi eletti, no? Una cosa si stanno veramente distinguendo, ma non per le leggi, perché si mettono il dito nel naso, perché si toccano la testa, perché fanno i disegnetti porno, perché il primo ministro dice la parola più conosciuta in Italia. Cosa hai detto? Non posso dire. Beh, comincia con C, finisce con la O. Wow. Dopo 2 giorni che avete parlato voi, lasciatemi parlare, e boom, la parolaccia giù. Sì. Sono stati 30 milioni di persone che hanno visto. Ma vi adesso sembra lo bello? globa anche. Dico, vi sembra bello? No, sai, in uno spettacolo di varietà è simpatico. Ma allora il nostro Parlamento è diventato uno spettacolo di varietà. Esatto. Alla faccia di noi che li manteniamo. Grazie amico mio, facciamo vedere anche l'orologio, forte, vero? Sì, C'è un'altra telefonata, pronto? Buondì. Buondì, Mariuccia. Buondì, sai come cosa, Dio. Dico il primo vostro disco. Chi sei? È Mariuccia. Mariuccia, sul serio? Dammelo, non avevo più. No, è ancora 45 45 giri, Crisi e Bisi Veccia ora. E ora te che è la versione Veccia. Originale. Brava. E te che è anche sul retro cosa che era? Padova. Non mi ricordo. Padova. Dimmi Mariuccia, come stai? Bene?
No, non chiede bene, grazie. Come sei che sei? Hai tu Non chiede problemi? mai. Cosa hai detto? Sono un fiade magagni. Maria. Tirate su. Io vi dico che bisogna vendere le case chiuse. Mi vengo dal paese di El San Merlini. Del Merlin, sì. E per vendere le case chiuse con tutte le mondine che c'è in giro, io voglio vendere le cattedrali. Vedo che le viene. case chiuse. Giusto? Va bene. Va bene, grazie. Ciao, un bacione, tanti auguri. Ascolta il disco nuovo. Mariuccia è una mitica, sì. Poi è una scrittrice tra l'altro, Sì. dialettale, scrittrice dialettale. Mariuccia Pronto? come Mariuccia mi sfugge il cognome, comunque la conoscerete di sicuro. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Donalina da Vicenza. Prego. Da Vicenza? Ai, una magnagata? No, non sono vicentina. Ah no, dove sei tu? Io no, mi dispiace. Non so puoi dire. No, Ma può dire, vengo dall'Alto Adige, ma non... Noi altri siamo stati recentemente all'Aives a Bolzano e torneremo al 25 novembre a Merano, al mitico Teatro Puccini. Vieni a trovarne? No, perché sempre se vado a Vicenza. Merano ho altri impegni. Non ho capito. No, ho scontrato la settimana scorsa a Pavarotti comunque io a Merano. Scusami. Sì, beh, no, proprio scontrato. Pavarotti, mi sono scontrata letteralmente. Che credo. Proprio per lapsus, così proprio ho fatto un botto, meno male sono rimasta intera. Allora, allora, dimmi cara. Abbinatemi questo detto a un personaggio e ditemi perché, nella vostra allegria e satira. Dimmi. Dunque io leggo a mezzo dialetto, non so, Allora, ladro piccolo, non te faccia par, perché il ladro grande te farà impiccare. Personaggio è un figlio difficile. Ladro piccolo, non te faccia par, Non si faccia par. perché il ladro grande ti farà impiccare. Perché la donna si farà Siccome ladri piccoli siamo in tanti, adesso vediamo un po'. Va bene. Ladri grandi, cioè non fiare. Lanciamo come una specie di referendum al pubblico, sì. vediamo, perché è il top. È arguto sto qua, è arguto. Grazie Donalina. Veloce, facciamo parlare tante persone. Pronto? Sì, buongiorno. Maria da Saccolongo. Alza la voce perché non ti sento. Maria da Saccolongo. Che tu i putei piccoli che dorme? No, vado tosi grandi. No, perché pensavo che dovessi parlare piano perché non si sentisse. Dimmi. No, vado tosi grandi. Ho sentito domenica che sì, a Padova. Sì. No, domenica 4, 5. Sì. Sabato 4 e domenica 5 all'Antonianum. A che ora? Sabato alle 21, 9 e domenica pomeriggio. Ai 4. Ma ti dici la verità che ti dice mamma per sapere queste robe qua? Sì, perché forse mi interessa. Forse anche. Anche speso più di telefonata che del biglietto. Maria, ti dobbiamo dedicare una canzone, si chiama Tony il Pomaro. No, volevo dire un'altra cosa della politica, no? Prego. Dunque, Partito Democratico della Sinistra. PDS, è a Quercia. Ecco, io lo chiamerei Partito Antidemocratico della Sinistra, perché se fosse veramente Partito Democratico, democrazia deve dire alternanza, no? Giusto? Quindi, se era da su Berlusconi, poteva solo governare, se non andava bene io buttavo su, andava su i comunisti. Adesso... Comunisti? Esistono ancora i comunisti? Ma i comunisti credo che non esiste più. Adesso, con la mossa l'altro giorno del Mancuso, della mozione di sfiducia, è chiaro, lampante, a chi siamo sotto. No, ecco, se sta a dichiarare, gente, forse ieri interna, adesso si capito che veramente siamo sotto dei ori, cioè siamo sotto da 20 anni, non direttamente, perché per tutti i posti, le scuole, il lavoro e la giustizia, no, i rovina i nostri fiori, i rovina un po' la società, il modo di pensare della società, assorbio i nostri fiori in una maniera impressionante, ecco, e adesso niente, volevo dire solamente questo. Ok, stammi bene. Ciao. Buongiorno. Ma i comunisti ormai non c'è più, dove sei i comunisti? Spariti in Russia? Non esiste i comunisti? Effettivamente... No, come non esiste più? C'è rifondazione comunista, scusa. No, dico che sta un cambiamento. E poi anche i comunisti, cosa vuol dire? Anche io non so che anche i comunisti. I Gamagnan. Colpa della crisi demografica. Cosa c'entra la crisi demografica? Ho detto che i comunisti Gamagnan non c'entra niente. No, sai che era finito i putei perché i comunisti non mangiano i putei,
C'è una telefonata? Pronto? Pronto? Chi sei là? Parlo da Bassano. Da Bassano? Parlo da Bassano. Sono una bassanese. È una magnagata sta qua. Sì. Cioè, un amico sempre pensato. Ma che non mangiare il gatto, è appena devi andare. No, altri mi hanno fatto mangiare a pe. E sento che qua pe che abbiamo avanzato tutti quanti i gatti che hanno fatto. Mi sono fatto un divano per il salotto. Sì. E il lifting al gatto. Quando che veniva Bassano, mi si veniva a vedere perché Pavarotti proprio non mi piace. Brava, ascoltami un attimo. A Bassano veniva. A Bassano, che teatro che sei a Bassano? A Remondini veniva al solito. Siamo stati a Bassano. Sì, tu venivo, come quando? L'anno scorso. Cosa era? In primavera? Ad aprile, marzo, aprile? Sì, tu veniva? Ma che era pochi reclami allora in giro. Poca reclami, era 2000 persone, poca reclami. Era pieno così. Così, si scappava a schiaffoni. Comunque torniamo. Dimmi, cosa hai avuto, cara? Mi avevo solo che telefonato per mandare un grosso bacione, avevo visto anche a serate in famiglia e si forti. Guarda. Vi saluto tutti. Brava, ciao, grazie. A proposito di Serenissimi in famiglia, sì. qua bisogna che voi mi telefoniate. Perché incominciano ad essere poche le famiglie che mi chiamano. Chi vuole che te voglia, capito? No, invece è una bella iniziativa e mi invito tutte quante le famiglie che ha qualcosa da raccontare di strano. Esatto. Visto che abbiamo fatto anche noi altri, no? E ne costare una cifra come mangiare, però. Mangia come un lupo. Un lupo, Ma a chi ti riferivi? A Enzo Ascani che mangia tanto? Ascani un lupo che quello. Io mangiava con gli occhi, nel senso che io riprendevano che ne stava mangiando. Poveretto. Pronto? Pronto? Chi sei qua? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, lei è il signor Monaco? Sì. Senta, quei due simpatici piavoletti che hai vicini, che dica che scominci a parlare di altre robe invece, perché ho visto, sa la questione della soluzione di quelle condanne che si sta dando ieri a quei cari signori che hanno buttato in l'Italia. Che gli ha dato 8 mesi, un altro 4 anni, un altro che gli ha dato un anno e gli ha ridotto milioni e milioni di italiani in miseria e pieni di tasse. 37 milioni abbiamo da pagare finché vivemmo. Ascoltami un attimo, ma avete sentito della nuova tassa? È vero, altro che il ministro Biondi che voleva fare il salva Adria e è già stata fatta ieri con quelle condanne da baracca, chi doveva darghe l'ergastolo a tutti doveva darghe. E la pena di morte, il carrozzo di Maria Antonietta che vuole in Italia, ossia, che vuole, e Giaballi e Mamet, i terroristi, la colpa dei poveri giudici di brava gente, e chi gli assolda 3 killer, chi manda a parco e quell'asaron dei Craxi, a Mamè, e chi a Mamè, tanto che a Mamè. Perché guarda che Game Assassin in Italia e dopo Forlani e tutta che a banda Pomicino a dargli 8-10 mesi, 14 mesi. Siamo una nazione dei baracconi, sai, giudici, magistrati, tutti quanti, sulla carrozza di Maria Antonietta, avvocati e tutti, i che andare a finire col tempo, i che ridotto la nazione in miseria, poveri vesti che buttaremo in gosteai, i che la fate tutti i colori, che vuole forche, taccali sui fanai di tutte le città. Sai, finalmente parte baraccae che facendo signori simpatici, ma chi parla di robe più serie. Hai ragione. No, ma adesso gli ha messo anche una tassa nuova, è giusto che ricordai tasse. Qual è questa tassa nuova? A tassa sulle tette. Come tassa? Ne ha parlato ai giornali, a tassa sulle tette. Perché a tassa sulle tette? Ma a fin adesso tasse pagava solo che i coglioni, che cambiamo tutto proprio. Dai. Pronto? Sì. Pronto? Pronto? Sì? Buongiorno. Buongiorno, Umberto da Trento. Ciao Umberto. Da Trento ti arrivi. Come sei, i pomi? I pomi sto anno. I pomi buoni. Golden. Sì, specialmente Val de Non. Delicious. Prego. Dimmi, caro. Ascolta, volevo fare una domanda, no? Sì. Ecco, se al prossimo governo, che sia a destra o a sinistra, per lo spettacolo, ministro dello spettacolo, alla televisione, al mass media, no? Io vorrei uno intelligente, onesto, e che abbia anche il senso dello spettacolo, che sia allegro, che abbia un po' di... Ecco,
un ragazzo molto molto intelligente, molto bravo, onesto, pulito. Hai detto qualche nome? E che sa far ridere, non come i ministri adesso che fa ridere anche loro. Ma loro fanno Ma piangere. sa far ridere e anche sa far pensare. Hai detto qualche nome da suggerire? Se indovini come si chiama, vieni allo spettacolo. E si chiama Giuseppe. E dopo? Giuseppe? Tornatore. No. Giuseppe. Dammi un sputo. Ma come un sputo? Lei come il cognome fa cri. Grillo. Grillo. Beppe Grillo. Beppe Grillo. Ma bella idea. Scusami, te ne trovi perfettamente d'accordo. Fari anche al sottosegretario. Vengo al prossimo spettacolo vicino a Trento. Quando è che lei? A Trento? Siamo a Merano adesso. Vieni a Merano. Quando? È il 25 di novembre. Va bene. Va bene. Grazie. Ciao. Grazie di tutto. Allora, Beppe Grillo non sarebbe male, insomma. Mi ha detto Giuseppe mi ha fatto perdere un pochettino. Mi ha perso un po'. E perché no le bronze querte, scusa? No, mi basta il sottosegretario. C'è una telefonata? No. No, dicevo, effettivamente l'attenzione da parte di questa gente alla politica, non so se l'avevi notata, una volta la politica era considerata un attimino una roba secondaria per addetti ai lavori, invece quello che ha fatto concentrare l'attenzione di questa gente qua sta l'ultimo discorso di Dini. Milioni e milioni di telespettatori davanti al video per sapere che fine che facevi. E io ho detto una roba importante secondo me. Tu hai detto è il momento di difficile, è il momento di serio, è il momento di grave, dobbiamo tutti quanti darsi una mano, dobbiamo aiutarsi, dobbiamo stringere i pugni e imboccarsi le maniche. Se no non capiamo a vena sacramenta. Pronto sì. Senta, io vorrei fare una domanda a quei signori lì, Sì, no? sì. Come vede che si Io chiama non riesco a capire che differenza c'è fra governo politico, capito, vero? Sì. E governo tecnico. Sempre governo No, hai detto la differenza tra il governo politico e il governo tecnico. Sì, non riesco a capire che differenza c'è stare a discutere mesi e mesi per definirsi o l'uno o l'altro e lasciare in parte problemi tanto gravi come ci sono adesso in Italia. Hai ragione. Grazie. Adesso a voi la risposta. So, qua bisogna che studiamo un attimo perché qua è difficile. Allora, sarebbe un po' come il tecnico della nazionale e chi che vuoi fare, sai, che vuoi fare a squadra, i tifosi, no? Il tifoso sarebbe un po' una differenza del genere forse. Cosa dici tu, ti invito che sei più tecnico da noi altri, che siamo più politici? Oggi come oggi, oggi come oggi credo che non ci sia nessuna differenza. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno. Quante donne? Tutte donne che c'hanno? La gata vegnella oltre buona che qualche dunne era basta perché la poltrona anche le qui a scaldarsi adesso per niente improviando tanta povera gente in nome dei signori da fregare tutte le ore. Siete simpaticissimi. Grazie. Che bel bacione. Scusami, se la attaccate, tacco anche mi sono messo un fiato di burro scacao stamattina. Ma abbiamo il numero di telefono di stetose che c'ha. È il numero di telefono di stetose che c'ha, ma Vito avemo? No, non avevo. Se combina un po'. Te ho potuto anche a me partecipare. Da dove sito? Da Verona. Da Verona? Germana? Sì, caro. Germana, ascoltami, a Verona, che sei qualche teatro? Sono stata proprio ieri sera a Verdano Pereta. Bello E era da Modena qui che era bravi. No, ma dove sei che mi puoi invitare a Verona? Non cammino, ma le dirò che direi Pantegani da Rento. Così, se avevano tanti teatri bei in tante città si è proprio chiusi. Guarda che il teatro Stimati, dopo che teatro... E K2 esiste ancora? Come? E K2? Il K2 sì, e dopo che... Ciamane che veniamo... deve essere il Cineforum K2. Sei per il cinema. Ecco, dopo che Teatro Domazza, che ne di qui teatri lì che ospita compagnie teatrali, chi sia quei altri, perché ne sono il Madri, guarda, Semo, manda in sovraimpressione... E bronze querte! Le mitiche le bronze guarde, le bronze, noi altri diciamo quella Z su della bronze. Che mi vedo dalla bassa. Invece stanno avanti se un'altra roba è bronze. Scorese, sì. No. Sì, vabbè, grazie Germana. Ciao Germana. C'è un'altra telefonata, pronto? Pronto? Pronto?
e può darsi abbia messo giù. Pronto? Sì, buongiorno. No, non mi metteva in linea. Ciao a tutti, sono Paolo De Avano. Ciao Paolo. Che siamo indietro, dovevo un parere dei ragazzi, no? Sì. Mi pare chi mi pare do cavai di aspettare i box con che coperta del Rio. Stai attenti così. No, volevo proprio il vostro consiglio tecnico, mi raccomando, tecnico. Su una roba, su una questione. E il Papa ieri si è lamentato che non vede più fede. Non è più fede? Non è più fede. Non è più speranza, la carità si usa, pertanto non è appunto, però mi contesto, vorrei sentire voi altri cose perché per me non è vero. Perché la gente crede ai postdatati, ai mutui, ai bot, ai cambiai, ai vai appostai e a crede e la gente crede che è Stato che elimina il debito pubblico e che i paesi del terzo mondo pagheranno anche tutti i debiti. Dopo il Papa dice che bisogna essere più caritatevoli, bisogna dare ai poveri. Il vostro prossimo incasso non è in beneficenza. In ogni modo, invece contesto anche a questo perché mi risulta che fa più piacere di regali i ricchi. Perché sa gustare i signori regali, i teride felici con i sudenti bianchi, no? I se mette piangere come i poaretti, con i denti cariai, i poaretti, no. E dopo, pensiamo che il ricco te ricambia, e il poaretti invece no, è un avaro anche oltretutto. Ciao ragazzi, siamo di scherziare. Ciao. C'è un'altra telefonata, non pronto? c'è più fede anche a me. Come non c'è anche più a fede? Perché scusa, perché non c'è più fede se su Rete 4, scusa? È meglio fede. No, fede, no, dicevo anche a me, ho perso a fede, devo dire. Sì, una volta in piscina. e poi però l'ho ritrovata fede. Buongiorno. Ciao. Chi sito? Sono una guardia. Federico, sono una guardia. Una guardia giurata. Giura. Dici la verità. Dove che guardia effetto? Sono una guardia giurata. A due palazzi? A due palazzi? No. Vado in giro per i negozi. Secondo me Nario, ma si in giro come effetto a guardare la televisione adesso? Adesso appena arrivo a casa. Appena finito. Infatti noi altri se domandavamo qualche pubblicità, adesso è target. Cioè il target. Infatti che avevo messo ai primi posti e guardie, carabinieri, polizia, caseanti. Gente che si vede presto la mattina. Ospedali, cioè. E avevamo il riscontro effettivamente che noi pensiamo che Vito ne dovesse fare. Invece, c'è una marea di gente che ascolta la televisione, a radio, siamo anche in radio, no? Sì. Radio e televisione. Cioè, chi che ne vuole vedere ne guarda in radio, chi che ne vuole ascoltare ne ascolta per televisione. Dimmi giurato. Giurato, vuoi ti dire qualcosa? Dai risposta signora del prima. Sì, quello è tecnico. Sì, del governo politico. Bravo. Che c'è poco da pensare. Siamo tutti sono amande ladri. Questa è... Titio sai che ti si guardia. Sì. No. Secondo me, noi come se che avevamo detto, cioè chiaramente non potremmo mettersi a fare commenti troppo personali, però volevo dire, è la risoluzione nostra, quasi che noi altri siamo in braghe di te, questo è la realtà. Oppure siamo la risposta che ha detto prima dei tette. Esatto. Forse siamo su quei. Scusa, mi posso dire dare come una formula, perché effettivamente la politica è come una matematica. Dei tecnici che è matematica. Esatto. E volevo dire che la famosa legge matematica che dice che cambiando l'ordine del malfattori il risultato non cambia, praticamente quello è assunto. Va bene. Ok. Buona giornata. Ciao guardia. Letto adesso. A letto adesso? Da solo? Sì. Si è voluto combinare insieme. Invece secondo me una roba si può dare a fare, Vito tutti quanti. Secondo me operai e industriali dovrei andare più d'accordo. Giusto. Dovrei essere più d'accordo. Mi conosco un amico mio industriale. Agnei, che tutte le volte che va in vacanza col suo yacht e si porta insieme 7 operai di commissione interna. Ah sì, come ospiti? No, come ostaggi. Importante è cominciare, andare avanti, capisci? Dopo vieni. Voi lo stai bene. Vabbè, allora... C'è ancora qualche tu? Pronto? No, non c'è nessuno. Ascolta, hai visto la vignetta che c'è sulla Repubblica? Tu Forza Italia, io Forza Europa. Forattini. E che ha sbattuto in testa a Dini. Ecco, vedi, ti parli del... No, Dini che sbatte in testa a Berlusconi qua.
Ah sì, te che hai ragione. E Tu Forza Italia. Mi vedevo solo... Io Forza Europa. Aiuto! Pronto? Pronto? Buondì Bezos. Buondì Bezos. Bezos? Cosa vuol dire? Bei gioielli. Gioielli, Zoge, sei veneziana signora? Sì, caro. Vi vedo con piacere. Cosa ti ha? Cosa ti vuol? Cosa che voglio? Dimmi, da dove sei del Canareggio? Non si può dire per television a sta ora. Veniamo a casa tua. Ciao, ma dopo. Ascolta. Lazzarone. Dimmi, Berzoia. Allora, in cerca dei teatri? Sì. Dimmi. A Venezia non vede mica solo i Goldoni. Ma tesori, tu sarai a Venezia? No, ti che ne avverto uno, piccinin, tanto bello e fondamente 9. Fondamente 9, sì. E ora, invitene, noi veniamo. Cioè, ma mi non so mica padrona del teatro. Ma non importa, va da teatro, fa una petizione, tira su firme, vogliamo le bronze querte. No, insisti. Ma non ho capito bene. Fate promotrice. Avete detto che sei Vicentini. No. Padovani. Ah, Padovani Grandottori. Brava, le bronze querte. No, Vicentini Magnagati come che avete detto prima. No, era qui che chiamava chi era Magnagati. Anche questi sono nazionali, non soltanto Padovani, sono grandi artisti, Trovo un buon Vito. Ma io li ho visti pure nella famiglia serale. Sì. Ed erano bravissimi e simpaticissimi. Grazie. Ecco. Invitene a Venezia e veniamo a mangiare sardegna Saor. Capito? È andata via, c'è un'altra telefonata. Sì, pronto? C'è un'altra... Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Ciao Vito, sono Ernesto di Padova e ciao Bronzi Querte. Ciao Ernesto. Allora. Questo è un padovano, tifo per il Padova. Finalmente uno. Fa il Padova? Sì. Scusami. Guardi non hai scritto, Forza Italia, Forza Europa e mi dico Forza Padova, se no quando mi so di roba al tono. Hai ragione. Scusami, ma voglio domandarti, tu che sei un esperto anche del calcio, che te sei robe. perché io caccio ma Euganeo? Sì. Il stadio. Stadio Euganeo. Perché io caccio mai Euganeo? Scusami un attimo. Ah, perché siamo di Sami. Primo, vedo che ti rispondo. Te entri già in confidenza, in sintonia. Sì. Non so se si torna allo stadio quando piove. Sempre. Sempre perché che va sempre. Ecco, e ora forse non te capito che diciamo, la struttura comincia ad avere qualche problema perché? Che si deve crepe. Perché c'è un chiaro motivo di ordine pubblicitario del spot. Chi è lo sponsor del calcio Padova? E avere l'acqua. L'acqua, è quello che fa acqua da tutte quante parti, capisco? E sei un spot, e sei un messaggio. Per fare accoglimento di acqua. Esatto, dimmi caro. Dio. Dimmi cosa ho avuto. Niente, e vuoi parlare del Padova? Le politiche stamattina proprio non parlami che mi No, perché abbiamo detto, scusa, abbiamo gli auguri al Padova che è un po' appunto, domani mattina invece c'è un personaggio molto valido politicamente parlando. Sì. Avremo l'onorevole Paolo Scarpa da Venezia. Quindi, Bonazza Bonora. Come sì. Bonazza Bonora? Cioè, te detto solo Scarpa, te detto. Ragazzi, 3 cognomi quello. Ah sì? Ciao, quello è importante. Non è come noi anti che abbiamo un cognome solo. Sto qua. Paolo Scarpa Bonazza Bonora. Sentiamo che è in linea, pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Voglio dire che è una roba in satira verso dopo pensavate a chi? Dimmi. È in esclusiva. Grazie. Sentire. Nudo e spoglio tu sei nato. Sì. Senza una camicia, senza un soldo, senza un portafoglio. Sì. Ora che ricco tu sei diventato. Dimmi come hai fatto. Se una camicia e un portafoglio non hai trovato, tu un portafoglio non hai trovato, tu non hai trovato, dimmi allora quanto hai rubato. Ma è un trattato questo qua? No, questa andaria bene con una vignetta sul mattino qua. È un bel sonetto. No, è un bel sonetto. No, effettivamente, adesso mi sono rendere conto. Forse Amati non hai mai sentito una roba del genere. No, mai. Ma sei a Venezia sta qua? Ma è tanto tempo che hai provato a telefonare, eccetera, non sono mai riuscito a fare a linea. Stamattina sì, perché ci sono... Sei intuia per chi che come? Sei intuia per chi che sei. Per chi che sei? Per chi sei? Non so. Ma Berlusconi? Bravo. Malattia. Ascoltami, dimmi. Volevo dire che effettivamente noi siamo devo rendersi conto da tutte queste telefonate che c'è un popolo che ascolta serenissimo e questo ne fa molto piacere di essere qua, no? Chi che lo può ascoltare 2 elementi come altri?
Chi sei questo qua? Ma chi sei questo qua? Sempre quello di prima, due elementi. Esatto. Sì, sempre quello di prima? Sì, sempre pensavo io. che fosse una nuova telefonata. No, è uno nuovo questo qua. Ciao, arrivederci. Chi sei tu? Grazie, sono io. Prego. Ciao. Non voglio più niente. Dicevo che effettivamente ognuno vuole dare un contributo e questi contributi, saggezze, perle. Ma dai questi contributi, anche qualche assegno, contanti. Che effettivamente vedo che torna sempre quelli che sono i proverbi. Sì, i modi di dire. La cultura, la cultura popolare. A chi nasce sfortunato, verso il cuore sta a sentà. Quando l'uomo le stima e poi pisare in letto.